Buongiorno a tutti amici di Ferro Team, oggi sono qui con Carlotta perché questa è un'altra giornata d'esame qui a MT Scuola di Portamento. Ciao a tutti amici di Ferro Team. Infatti questo corso mi sta aiutando molto e spero che mi faccia vedere Allora, per favore tieni i pacchi. Ok Giorgio, voglio farti una domanda. Sei presente in quella lezione dove c'è stata Giulia De Battista con noi, in cui vi ha fatto vedere un po' le differenze tra sfilata in passerella e sfilata concorso? Tra cosa si fa durante una sfilata di moda e come invece ci si pone durante una sfilata concorso, proprio a livello di espressione del viso. Quando? Ok. Quando sei in una sfilata di moda invece ci si adegua alle regole del stilista. Ok. C'è qualcos'altro che ti ricordi di quella lezione, un po' di quel momento, visto che abbiamo parlato di differenze tra sfilata e concorso, anche un po' come ci si presenta, oltre a sorridere e non sorridere, quindi da una parte si deve un po' dimostrare di essere contenti di essere a fare il concorso, dall'altra parte invece ci si adegua a quelle che sono le regole della situazione dello stilista. Ilenia? Bene, se ti metti i tacchi vediamo un po' di pratica.
tecnologie ambientali e sono al quinto anno, adesso sono all'attività e lavoro in una discoteca, ma spero un'attività di fare normali, e sono qua perché voglio sapere appunto delle sfilate, delle miss e spero appunto di entrarci con un fotografico. Bene, allora, ti avevo chiesto di portare Pinterest, ho detto che accettavamo di 5 foto per appunto la tua inspo. Quante ne hai salvate? 60. Va benissimo, allora detto un minimo, non un massimo. Fammi vedere e dimmi se hai cambiato alcune cose, ok? Quindi descrivimi il mood che hai deciso di intraprendere in questo tuo percorso e poi mostramelo. Proprio le foto, fotografica, se sia decisione sessuale, ma anche mi piace un po' il minimale. Ok, quindi come tua parte da valorizzare avevamo scelto, mi ricordo, il viso. È rimasto quello o l'abbiamo cambiato? Abbastanza. Ok. Poi anche Diciamo il busto in su, giusto? Ok, vediamo le tue inspo. Possiamo fare allora, aspetta, abbiamo perso nell'inspo. Basta. Ok. Quando pensi di essere uguale alla foto, me lo dici. Dai, possiamo dire che ci siamo. Io sono soddisfatta. Adesso te ne chiedo un'altra e poi ti chiedo un esercizio di quelli che abbiamo fatto insieme. Come seconda cosa, d'accordo con la mia collega, abbiamo scelto questa. no! L'hai salvata tu. Perché pensavo di riuscire a farla bella dritta. Ti aiuto, te la metto davanti, così vedi bene come metterti, ok? Aspetta che devo tornare a vederti. Ok. Perfetto, io sono soddisfatta. Sì, bravo. Brava! Ora mi fai uno degli esercizi che avevamo fatto. Adesso fammi un esercizio a tua scelta tra o in piedi o con sgabello. Quello che preferisci. Sai che tu sgabello l'hai fatto senza tacchi. Adesso tolgo anche quello posso. No, quello dai piedi fino a terra l'avevi fatto senza tacchi. Quello con i tacchi l'avevi fatto dai piedi fino a comacciata. Vuoi farlo con i tacchi o senza? Come ti senti più? Te la senti? Ok. Quindi da quando io ti dico via, tu inizi a muoverti come se sentissi comunque il click. Ok? Pronti? Sì, pronta? Via. Allora, devo dirti che sono stata molto soddisfatta. Io ti avevo detto che comunque nella parte sopra eri già molto più sciolta, avevamo qualche problema appunto con le gambe, vedo che con calma, però stai già iniziando a renderti più conto degli spazi anche all'interno con le gambe. Sono stata anche molto soddisfatta della delle tue pose, quindi per me siamo a posto. Alla fine di tutto ti dico la media dei tuoi video che come devo fare. Buongiorno a tutti, mi chiamo Irene Masgras, vengo da Castelfranco Veneto. Nella vita studio, quindi sono una studentessa di ragioneria e il mio hobby principale è quello della modella e della fotomodella che più avanti vorrei portare come lavoro. Bene, mostrami il tuo Pinterest. Hai modificato qualcosa da quello di cui avevamo parlato? Hai mantenuto la stessa linea? No, io ho mantenuto la stessa linea perché Te lo sentivi? io sono piena di foto. Ma va benissimo, ma va benissimo. Allora, ti chiedo di ricreare due foto Ok. del tuo Pinterest. Una è una foto unica, una invece è un set di 4 foto. Partiamo col set da 4 foto. Scegli, fammi le ultime due.
Quella con lo sgabello? Ci sei tu? Dietro. Vai. Diciamo che è tanto attenta alle cose che devo fare. Ok, a posto. Ok, adesso dato che ti facciamo aiutare a alzare lo sgabello, vai pure, aspetta che ti metto anche te il timer. Allora, Non ascoltare me che scatto, io sto facendo il no. guarda che fotografico sono io. Stop. Ok, ultima cosa che ti chiedo è di fare questa. Guarda me, sono io la macchina fotografica. Ok, per me va bene. Via. Ciao, sono Giorgia Santillo, vivo a Faro. Il prossimo anno vado a scuola a Cucinotti a fare costruzione a beni e territorio e da grande mi piacerebbe diventare architetto di design di interni. Mi piacerebbe anche lavorare nel mondo della moda e perché il mio sogno è da quando sono bambino. Perfetto, grazie. Tu cosa hai cambiato? Ho lavorato da foto Che valorizzazione? Ok, quindi valorizzazione della gamma. sì, Ok. e anche Ok, quindi siamo passati tutte quelle che ora hanno gioioso, sono passate al sexy. sì, perché non ho proprio Quindi si piace. sì. Partirei da questa. Quindi ricreami questa. Perfetto. Guardare me. Guarda me. Vedo. Lei sta proprio lì dentro. Ok. Allora. Adesso mi ricrei e qua devi mettermi i tappi. Io sono abbastanza sgabello. Vabbè, fa tutto, appoggiati sullo sgabello. Allora, tu sei salvata questa che è la tua inspo. Solo la devi fare identica, devi riuscire a farla il più simile possibile con le cose che hai. E l'interpretazione della musica deve essere stessa. E tu hai scelto tanto di mimica su se stessa. Dimmi quando secondo te ci sei in cosa? Secondo te sei in cosa adesso? Ok. Quando tu ti senti ok, a posto. Bene. Adesso ti levi i tacchi, sposti lo sgabello, mi parti dei piedi e mi finisci di stesa. Ricordati il primo. Ve l'ho messo che è bello evidenziato, quindi mi raccomando, ok? Pronti? Pronta? Via! Stop! Quindi io ti do la sufficienza oggi perché sei stata brava e ho visto il tuo impegno e io questa cosa l'apprezzo, però sei rimandata, quindi ti voglio rivedere a un esame solo ed esclusivamente in cosa libera qui, ok? Voglio che ti eserciti senza avere nessun tipo di ispirazione a muoverti nello spazio fotografico, perché tu se hai un'ispirazione vedo già i tuoi miglioramenti, cioè
da fare, mi raccomando i piedi, perché non mi tiri fuori il collo del piede. Per il resto tutto giusto. Grazie mille. Aspetta. Ok? Esercitati tanto sul collo del piede. Usa su YouTube gli esercizi che usano le ballerine per fare le mezze punte e le punte. Ma dopo li faccio. Dopo tanto li fate con calma. Sei stata molto brava, vedo moltissimi miglioramenti sulle gambe. L'unica cosa, inarcami la schiena, amore mio, per piacere. Che a livello fotografico ci serve. Bene? Per il resto non ho più tanto appunto. Ci vediamo sulle lezioni esterna. Mettiti lì che ti faccio la foto. Grazie. A parte quella cosa che ti ho detto, che io sono proprio obbligatoriamente devo vederti in questa cosa perché tanto che hai per organizzare, poi noi facciamo anche le lezioni per le cose fuori all'esterno. Quando io ho tempo, avrò voglia, vorrei che riuscissimo a fare anche questa cosa, ok? Però ho bisogno per forza di rivederti nello studio fotografico, nel set montato. Per il resto per me è un 6,5, purtroppo basta tanto il voto il fatto di questa cosa, però non dico che è da rivedere. Quindi Carlotta posso passata, sei passata, ma è solo da rivedere, ok? Quindi per me sei proprio Benissimo. dopo non scappate, uscite anche l'altro di